Buongiorno, ciao Fabrizio, ciao a tutti gli ascoltatori. Quest'idea di partecipare all'Ollas e Praxas è nata, Antigas è nata 3 anni fa, in occasione appunto di un invito da parte dell'amministrazione precedente, dove appunto si doveva fare in effetti un viaggio nella storia dei nostri nonni e quindi riportare un po' alla luce le tradizioni popolari, perché diciamo che si stanno per certi versi anche perdendo. E quindi il termine Lollas e Prazzas è un po' le Lollas che c'erano tempo fa, e Prazzas in effetti la famosa prazza di famiglia delle case campidanesi, dove appunto si poteva fare tutto, si poteva mangiare, si poteva ballare, si poteva lavare i panni, insomma, dove c'era la vita contadina. E quindi ci è venuto giustamente quasi in mente di riportare un po' le cose che avevamo comunque in casa, visto che mio papà, che ora non c'è più, ma che è stato a suo tempo ha fatto il lavoro da contadino quando era giovane, ma anche tutta la sua famiglia. Quindi avevamo a casa degli oggetti, dei manufatti appunto che si usavano tempo fa, e quindi abbiamo pensato perché non aprire la casa di famiglia. L'abbiamo appunto denominata come è giusto che sia, perché è di Peppi Vinna, perché mio papà lo chiamavano così, e quindi abbiamo aperto le porte ai visitatori. Quindi abbiamo riportato un po', e quindi esposto la biancheria insomma di famiglia, delle nonne, delle bisnonne, ma anche tutta l'attrezzatura contadina oppure dei cavalli che si usavano tempo fa. E quindi abbiamo dato appunto vita un po' a questo percorso di identità, che insomma credo che sia doveroso mantenerlo per rimarcare quello che è la sardità proprio nostra, e quindi, e quindi dare anche la possibilità ai nostri bambini, quindi a tutte le nuove generazioni, la possibilità, ecco, di ricordare e di vedere quello che era la vita dei nostri antenati, mai dimenticarsi da dove veniamo, perché solo così possiamo sapere dove andiamo. Rappresenta appunto la biancheria che abbiamo ereditato dalle nonne, dalle bisnonne, quindi abbiamo insomma lenzuola, le federe, i costumi, gli scialli. Questa è proprio casa mia, casa Pinna. Naturalmente l'evento è stato organizzato perché appunto io sono il presidente dell'associazione Osidea, e quindi facciamo appunto parte di tutto questo gruppo di enti che appunto ha permesso, ecco, di portare avanti in diversi comuni, poi non solo Capoterra, la tradizione popolare sarda. Diciamo che dopo 3 anni un po' abbiamo imparato qualche cosina, però ecco, difficile perché devi comunque fare un percorso e quindi cercare anche di coordinare il percorso, perché avendo diversi spazi è stato possibile, però difficile, ecco, ricordarsi anche i nomi degli utensili che si usavano tempo fa, o anche insomma gli stessi attrezzi. Quindi una cosa è ricordarli in italiano, una cosa è, ecco, ricordarli in dialetto campidanese.
però è stato anche curioso perché ecco, anche la partecipazione degli stessi anziani, amici del mio papà, che in qualche modo insomma ci hanno dato una mano d'aiuto per ricordare anche il nome ecco, proprio specifico di quell'attrezzo che si usava in vigna, di quell'attrezzo che si usava per macinare l'uva o di quell'attrezzo che può essere la semplice seggiolina che si usava appunto quando i bambini erano piccoli o sashiveda dove appunto ancora oggi si usa per preparare la pasta, per preparare il pane, eccetera. Sì, assolutamente sì. L'Ollas e Prazzas Antigas è stata una grande opportunità per, come ho detto, far rinascere, rifondare Capoterra sulle sue tradizioni e soprattutto avere una grande opportunità di farla conoscere fuori dal territorio comunale. Noi abbiamo vissuto tanti anni con tante bellissime feste, ma erano le feste del paese, erano le feste di Capoterra. Oggi questa è la festa di tutti i sardi. È stato veramente un grande successo, ieri partecipatissimo e oggi continua con la visita nelle case. Abbiamo un patrimonio storico fragile che in questi anni è stato, in quest'ultimo ventennio in particolare, abbandonato. Questo voglio che sia un messaggio anche per i miei concittadini perché possano capire il grande valore delle architetture storiche che abbiamo, perché tanti di noi hanno magari una porzione di fabbricato antico che possono valorizzare. Oggi abbiamo dato un esempio e spero sia una spinta propulsiva perché questo possa essere messo in atto. Ci si sente parte di questo evento, tutti hanno contribuito, ogni cittadino anche nella partecipazione, non soltanto mettendo a disposizione le proprie case. È stato un ritrovarsi di tutte le famiglie come fossimo un'unica grande comunità, un'unica grande famiglia. Abbiamo lasciato adesso i bambini nella piazza della chiesa di Sant'Efisio che giocavano con i giochi nostri, i giochi antichi, e si divertivano con il carrellino, con le biglie, con i vari giochi che non conoscevano, che noi abbiamo conosciuto e abbiamo avuto la fortuna. E vivere così questa socialità nella semplicità per le strade è quello che ci aiuterà a tenerci di nuovo tutti uniti. Un territorio che in questi ultimi anni si è troppo allontanato nelle varie realtà. Capoterra poi purtroppo questo disgregamento anche urbanistico non l'ha aiutato nel far crescere un unico paese fondato sulla tradizione locale e puntiamo su questo. Quindi ho visto tanta partecipazione anche delle zone più periferiche del nostro paese, è stata veramente una grande soddisfazione. È stato veramente tanto, tanto impegnativo, abbiamo lavorato mesi per portare avanti questo evento e renderlo così, con questa efficienza, ma dietro questo lavoro ci sono tante persone che veramente hanno dato un contributo. Vediamo Paola in questa casa con l'associazione Esidea, le altre associazioni, ma soprattutto anche i volontari che oggi sono lì per strada e ci danno sempre un contributo perché tutto possa andare al meglio e riuscire. È stata una preparazione di mesi, ripeto, anche con la collaborazione dei miei assessori, l'assessore Giovanni Montis alla Sport e Spettacolo e l'assessore Donatella De Sì alla Cultura e Tradizioni e Lingua Sarda. È una sinergia, è una forza, ma c'era anche tanta voglia tra i miei nella mia squadra veramente di rinascere. Abbiamo vissuto anni bui, cupi, anche questo Covid, 2 anni di restrizioni, oggi Capoterra rinasce, c'è il sole e lo si vede non tanto in questo sole che oggi timidamente ci assiste, ma nel viso, nel cuore delle persone. Il bilancio è positivissimo. Ieri quando siamo passati per le strade e per le case che hanno aperto i nostri concittadini abbiamo visto entusiasmo. Ci ringraziavano perché hanno avuto la possibilità di vedere di nuovo animato il proprio paese, ricco di colori, hanno potuto esprimersi
dentro le loro case, con tutto quello che di bello possono offrire. E quindi questa per noi è la più bella gratificazione che potremo ricevere e anche di buon auspicio per continuare così, continuare e migliorarci sempre. Quindi siamo veramente felici. Abbiamo visto un risultato ottimo, la gente ha partecipato, le strade erano affollate, è andato tutto benissimo, siamo veramente felici. Allora, la nostra identità fa parte di una cultura molto forte, ben radicata e quindi noi quando partecipiamo ci sentiamo anche di tornare indietro nel passato, a quello che è stata la vita nel paese con i nostri nonni, i nostri avi. E quindi la bellezza per noi è poterla poi trasmettere non solo a chi viene da fuori, ma anche e soprattutto ai nostri figli, ai nostri nipoti che vivono qui questa realtà. Poter ricordare quelle che sono le tradizioni popolari e ciò che di più bello possiamo trasmettere. Tanto tempo per organizzare bene un evento è necessario dedicarsi e fare le cose per tempo, perché dobbiamo curare tutti gli aspetti che devono essere rivolti non solo all'evento culturale in sé che deve essere organizzato, ma anche alla sicurezza del territorio. Poi dobbiamo incontrare le persone che si offrono di aprire le loro case, quindi capire anche che cosa vogliono loro portare alla luce, in risalto, la loro diciamo peculiarità. Quindi abbiamo dovuto ascoltare tutti, abbiamo dovuto curare ogni minimo particolare, però c'è stata una sinergia fortissima. Quindi sì, i tempi sono stati un po' lunghi, però quelli necessari per organizzare bene un evento di questa portata. Allora, tutto quello che abbiamo visto oggi, tra ieri e oggi, come risultato per noi è veramente soddisfacente, però ci aiuta a capire come migliorarci. Quindi sì, stiamo già pensando a qualcosa che riguarda il prossimo anno per poter estendere ancora di più la nostra cultura con qualche valore aggiunto, però non posso assolutamente ancora anticipare nulla, per cui noi vi invitiamo a partecipare alla prossima edizione che porteremo oramai avanti sempre negli anni, assicurando assolutamente che tutti quei valori del nostro paese possano essere di nuovo identitari in queste giornate e magari scopriamo anche delle nuove case da aprire ai visitatori e cittadini che ancora magari sono ben conservate e custodite e che non conosciamo, ma che sono assolutamente presenti sul territorio. Sì, diciamo che ieri abbiamo avuto proprio il botto della serata veramente fantastico, siamo riusciti a organizzare un evento in pochissimo tempo, abbiamo dato lustro e spazio alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni locali. L'Olles e Praza Santigas lo dice la parola stessa, la valorizzazione di tutte le Lollas e le Prazas che abbiamo qua a Capoterra. E ieri la gente ha risposto veramente alla grande ed era da tantissimo tempo che non vedevamo il paese così pieno e colmo di gente, famiglie felici di girare per il paese e di riscoprire le nostre tradizioni e il territorio. Guarda, è importantissimo perché ovviamente a Capoterra la Sardegna non è solo l'estate, non è solo il mare, ma abbiamo un turismo che può essere concentrato e può essere sfruttato a 360 gradi, quindi durante tutto l'anno. Siamo a novembre, il clima è pazzesco, c'è ancora caldo, si sta benissimo, sembra quasi estate. E quindi, che dire, il turista può venire in Sardegna tutto l'anno. Questa festa, l'Ollas e Prazas, è stata la dimostrazione che anche in questo periodo
c'è una grossa richiesta per quanto riguarda il turismo, una grossa richiesta per quanto riguarda le feste, una grossa richiesta da parte della popolazione perché vuole uscire, divertirsi e riscoprire anche l'aggregazione sociale, stare veramente tutti insieme, divertirsi e passare come ieri, come oggi, un bel fine settimana in compagnia. Bravissimo. In pratica quello che stiamo facendo noi adesso è di togliere questa falsa identità che Capoterra è solo un paese di passaggio, quando invece Capoterra è una grossa tradizione. Abbiamo tutto, abbiamo il mare, abbiamo la laguna, abbiamo la montagna, abbiamo un territorio pazzesco. Tutte le persone hanno veramente a cuore il paese e si identificano come capoterresi. Quindi c'è una grossa aggregazione, c'è una grossa connessione adesso tra il centro storico e le zone residenziali. Capoterra non è più solo il centro storico, ma è una grossa cittadina di quasi 25.000 abitanti, quindi possiamo fare un grosso lavoro, soprattutto per le generazioni future. Allora, come ho detto prima, siamo riusciti in breve tempo, ovviamente nonostante le difficoltà, a costruire e ad organizzare questo grande progetto. Grazie alle associazioni di volontariato, grazie alle associazioni culturali, grazie all'amministrazione, grazie al corpo dei vigili. Siamo riusciti a creare questa piccola ma grande macchina lavorativa, grazie alla Fondazione Sardegna e agli enti locali per quanto riguarda lo spettacolo e la cultura che ci hanno sostenuto. Hanno approvato il nostro progetto finanziandolo e siamo rimasti veramente, che dire, stupiti della risposta positiva da parte della gente, perché puoi creare anche l'evento più bello dell'anno, ma se poi non vedi la risposta della gente non ti dà quel qualcosa in più che ti permette poi di assaporare e di dire sì, abbiamo fatto un bel lavoro. Assolutamente sì, questo è stato per noi il primo anno di amministrazione, quindi sapremo cosa dovremo fare in più, cosa non dovremo fare, quindi come accelerare i tempi e come far lavorare meglio tutta la macchina organizzativa. Quindi sì, siamo già con la testa al prossimo anno e non vediamo l'ora di organizzare altri eventi.